Il problema è che sicuramente entro sera non si riuscirà a concludere il lavoro e ci auguriamo che la giornata di domani possa essere decisiva. Questo preoccupa perché deve essere assolutamente bloccato, perché potrebbe arrivare di là della montagna e quindi avvicinarsi a casere e a luoghi boschivi che sono di pregio anche per il nostro territorio. La calma tra Ignes e Franco era solo apparente, con il fronte tornato a riaprirsi nella serata di ieri con tutte le ripercussioni del caso, soprattutto sulla viabilità, con la strada 251 della Valle di Zoldo che resta chiusa e lo rimarrà per diversi giorni ancora, isolando di fatto un intero comprensorio. Canadair ed elicotteri hanno operato per tutto il giorno anche sull'altro incendio che riguarda il versante opposto, quello sopra Fortonia, a ridosso dell'Alemania. Per quanto riguarda invece Fortonia, devo dire che con l'arrivo all'alba degli elicotteri la situazione sembrerebbe essere risolta, lo dico ormai con un po' di prudenza, però diciamo che siamo un po' più tranquilli. Il monitoraggio comunque sarà continuo. La scorsa notte un focolaio si era attivato nelle vicinanze di un luogo simbolo della memoria come il cimitero delle vittime del Vajont, fiamme spente nel sollievo generale. Oggi nella frazione va meglio, anche se la coltre di fumo resta densa, l'aria pesante. Oggi un po' meglio, c'è un po' cenere dappertutto, insomma un po' di fumo. Speriamo che arrivi la pioggia. Odore e fumo percepiti in buona parte della provincia, le indicazioni dell'Ulsuno restano le stesse. La raccomandazione è di evitare, soprattutto per le persone che hanno dei problemi, per i bambini, di stazionare tanto all'esterno, tenere le finestre chiuse. La situazione sta rientrando, ma bisogna ancora essere molto prudenti.